Sponsored by Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Buonasera, bentrovati all'LCN After Match. Riapre la statale 36, il Lecco entra nel tunnel dell'orrore tra parentesi. E questo purtroppo è il titolo della giornata di oggi, di questa nona giornata in cui il Lecco incappa nella terza sconfitta consecutiva. Ciao Benetta Panzeri. Ciao Stefano e ciao a tutti. Entriamo scherzando, ironizzando un po', anche se c'è poco da scherzare purtroppo, perché il Lecco a Busto Arsizio cade, ancora una volta rimontato 2-1. Diciamo che si può ufficialmente parlare, ti chiedo Benny, di crisi profonda a questo punto dopo 3 sconfitte. Beh sì, è la terza sconfitta consecutiva, se già settimana scorsa stavamo iniziando a usare questo termine pur con qualche cautela, comunque adesso è anche giusto mettere le cose in chiaro, diciamo, usare le parole che vanno usate e anche guardare in faccia la realtà. Il Lecco è entrato in una spirale non positiva, in un momento che appunto fa sorgere qualche preoccupazione. È un deficit di personalità quello che sta pagando anche la squadra di Baldini, le prestazioni sono davvero negative. Certo, qualcuno potrà dire c'erano tante assenze perché alla vigilia di questa partita si arrivava con una situazione davvero delicata sul fronte infermeria, sul fronte insomma dell'indisponibilità, però Baldini anche dopo nel post gara non ha cercato questa giustificazione. Beh sì, allora il problema c'è ed è evidente perché il Lecco si è presentato a questa partita con diverse assenze, d'altro canto ha anche recuperato qualche giocatore anche importante, penso a Lepore, penso a Beghetto, che sembrava non riuscissero nemmeno a entrare dal primo minuto, invece poi sono stati schierati entrambi titolari e quindi è una questione un po' più ampia, ecco, probabilmente di quella che potrebbe sembrare all'apparenza, perché sì, le assenze ci sono, ma evidentemente qualcosa si è rotto a questo punto, perché cioè, il Lecco l'abbiamo visto giocare, muoversi diversamente anche in altre partite in cui comunque c'erano dei problemi di varia natura, quindi secondo me appunto la questione è un po' più ampia adesso. Anche perché ti aspettavi già alla vigilia di questa partita che il Lecco potesse entrare in campo, non dico sbranando gli avversari, mangiando l'erba, però venivi da 2 sconfitte, una in cui avevi subito comunque la rimonta, avremmo desiderato vedere qualcosa di diverso che invece non è arrivato. Non sappiamo se perché l'allenatore non l'abbia trasmesso, perché i giocatori non siano stati in grado di tirarlo fuori, però ancora una volta rimontati dopo che si è andato in vantaggio 1-0. Io credo che questo sia probabilmente il fattore su cui concentrarsi maggiormente, anche a livello interno, dicono, nello spogliatoio durante la settimana. Eh sì, certo, è un altro aspetto che deve far riflettere, perché non è oggettivamente accettabile che una squadra si faccia rimontare così facilmente, ma tra l'altro senza opporre nessuna resistenza. Poi tra l'altro perdendo anche per strada degli elementi, perché oggi in un colpo solo abbiamo perso per strada sia Galli che che Galeandro. Il primo era diffidato, il secondo si è preso un doppio giallo, quindi diciamo si sta proprio sfaldando qualcosa ed è importante saper subito ricucire quello che è andato male, lo strappo, se così si può definire. Sul banco degli imputati, ovviamente, come accade in queste situazioni, finisce mister Francesco Baldini, perché certo. Insomma non è riuscito, come dicevamo prima, probabilmente a trasmettere la scossa alla squadra, ma ci sono anche dei problemi tattici, cioè sembrano tante in questo momento le responsabilità della conduzione tecnica. Sì, ma poi chiaro, succede sempre così in tutte le squadre del mondo, che alla fine a finire sulla graticola sia l'allenatore, anche perché non si può, diciamo, mettere in discussione 11 giocatori, anzi 11 più quelli che stanno in panchina, ma chiaramente a finire sul banco degli imputati è sempre una persona, cioè l'allenatore, ed è chiaro che in questo momento anche lui, lo ha ammesso tra l'altro, abbia delle responsabilità, è normale che sia così. Poi si può parlare, lo si farà sicuramente, di alcuni giocatori che magari
magari non stanno dando il 100% o giocatori che hanno varie difficoltà. Abbiamo parlato degli infortunati, di gente che magari si sta trovando in difficoltà anche a livello tattico, perché però allora a quel punto si torna di nuovo a parlare dell'allenatore che evidentemente non sta trovando le soluzioni migliori per i giocatori che ha a disposizione. Ripeto, possiamo parlare di tutto, possiamo star qua a parlare di ore delle ragioni che hanno portato a questa sconfitta, ma sì, chiaramente l'allenatore magari è sbagliato dire, è prematuro dire che è in discussione, ma comunque sicuramente dovrà ragionare, capire quello che non sta funzionando. Sì, sicuramente. Andiamo a sentirlo intanto nella sua conferenza stampa post partita a Busto Arsizio. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Abbiamo preso per l'ennesima volta gol su calcio d'angolo e lì secondo me sono cambiate le dinamiche, per poi non parlare dell'espulsione, perché poi l'espulsione avviene dopo un minuto che io ho fatto le 2 sostituzioni, quindi ti cambia tutte le dinamiche. In questo momento è difficile dire il contrario di quello che mi è chiesto. Veniamo dall'ennesima rimonta, passiamo in vantaggio, ripeto, la squadra era messa bene in campo, non dava la sensazione di avere dei problemi. Abbiamo preso l'ennesimo gol su calcio d'angolo, quindi la responsabilità è mia, dovrò trovare altre soluzioni. Sicuramente abbiamo tantissimo da lavorare, dobbiamo recuperare giocatori importanti. Io ricordo che dopo 3 o 4 partite eravamo una delle migliori difese, forse addirittura la migliore del girone, e poi insomma si è spenta completamente la luce, blackout, 7 gol nelle ultime 3 partite, 9 nelle ultime 4, con spesso, diciamo così, delle situazioni simili da calcio piazzato. Abbiamo visto anche nella partita di Busto Arsizio. Si può dire che lo spartiacque un po' della stagione fino adesso del Lecco, anche dal punto di vista della tenuta difensiva, ma poi anche dei risultati che ne sono conseguiti, sia stato l'infortunio a Luca Marrone? Secondo me nettamente, perché tra l'altro mi sento di spendere una parola in più per Marrone, perché mi ricordo bene che all'inizio della stagione in molti avevano criticato il suo ritorno, se ne era parlato molto perché si sosteneva che fosse comunque un giocatore nella fase finale della carriera, evidentemente anche così considerando la sua età, e si pensava che non avesse gli stimoli giusti per restare qua. Invece fin quando c'è stato lui in campo, secondo me il Lecco non ha mai corso pericoli in difesa. Poi qualcosa si è rotto da quel punto di vista, inevitabilmente. Secondo me Marrone era un giocatore che offriva delle garanzie importanti per una squadra come il Lecco di Serie C, ed evidentemente la sua assenza si sta facendo sentire. Seliak non sempre riesce a dare le stesse garanzie, secondo me, di Marrone, e poi comunque la difesa schierata in questo modo, poi credo che ne parleremo ancora, sta dimostrando qualche lacuna, anche perché gli esterni, Lepore, Beghetto, poi c'era stato Stanga, insomma se le sono provate un po' tutte, anche Luachimà quando poi era stato sostituito un po', diciamo, ancora al primo tempo, tante soluzioni che non hanno dato comunque gli effetti sperati, e anche da questo punto di vista adesso chiaramente possiamo anche contare su Billong, l'acquisto, esatto, per oggi non ha potuto scendere in campo anche per un problema di transfer internazionale, non è arrivato, diciamo, l'ok, quindi vabbè, sarà una pedina in più quantomeno a disposizione di Baldini, un'arma in più tra cui scegliere, però ecco, il problema al momento c'è ed è evidente da questo punto di vista. Cioè, secondo me l'infortunio di Marrone è stato pesantissimo per questa squadra, ma anche dal punto di vista della personalità, secondo me. Sì, perché sono quei giocatori che poi senti la loro mancanza la loro importanza quando non ci sono. Certo. Intuisci quanto fossero e sono importanti. C'è da dire anche un'altra cosa, Benny, che nel momento in cui vieni rimontato per l'ennesima volta dopo che sei andato in vantaggio, c'è un deficit di personalità. Uno, puoi dire, e lo hai detto tu, la mancanza di Marrone sicuramente contribuisce.
Però forse ancora prima del problema e dei problemi tattici che sono evidenti in questo momento, perché lo vedremo fra poco nella nostra analisi tattica, probabilmente questo 4-2-3-1 non funziona così come vorrebbe e dovrebbe nella testa di mister Baldini. Però la personalità in questa squadra non si sta vedendo, nei momenti di difficoltà non c'è una reazione nervosa, non c'è la voglia di sbranare gli avversari, come abbiamo detto prima, è un'immagine sempre efficace. C'è un problema anche da questo punto di vista. Sì, nettamente, cioè non è possibile, ripeto, sfaldarsi alla prima difficoltà, non riuscire più a ricompattarsi. Forse manca un leader caratteriale, al di là di fasce, di capitano, cioè anche qua se ne potrebbe parlare per ore della fascia da capitano, a chi assegnarla, ma secondo me, cioè, qui manca un leader forte. Sì, Lepore ad esempio oggi ha segnato un gol, lui si fa sentire quando c'è, sicuramente con la sua esperienza, ma forse manca un trascinatore, non so come dire, cioè la squadra davvero non riesce più a risollevarsi alla prima difficoltà, manca un po' di personalità, è vero, sicuramente. Assolutamente, cercava quantomeno, se non personalità, Guizzi dietro la punta, Sipos, mister Baldini con Gunduz, a cui ha dato una maglia da titolare per la prima volta in stagione. La partita di Gunduz è andata un po' a sprazzi, però mi pare di poter dire che non sia stata eccezionale. Galeandro, un giocatore che è calando, fa anche rima se vogliamo, comunque è un'assonanza. Da quando lui è sceso con il proprio rendimento la squadra è calata tanto, l'avevamo detto anche nelle settimane scorse di quanto incidesse sugli umori della squadra. Oggi ci ha messo dentro anche una fesseria, diciamo. Sì. Poi magari lì si può anche discutere sul giudizio dell'arbitro, se fosse davvero da giallo, però in realtà secondo me per il metro che ha tenuto nel corso della partita ci poteva stare quel giallo. Ma al di là di questo, sì, tu mi ricordo bene, giustamente qui avevamo parlato del fatto che Galeandro fosse un po' il leader tecnico della squadra, di conseguenza esatto, quindi nel momento in cui Galeandro girava bene, no, per usare questo termine, girava bene anche tutta la squadra. Anche lui è calato sicuramente, poi chiaro, se gli subentra uno stop per una squalifica di questo tipo, sarà importante per lui, diciamo, rimettersi in carreggiata con la testa soprattutto. Sono d'accordo con te. Chi invece ha giocato una buona partita, forse è stato il migliore del Lecco, è Sipos, che sicuramente là davanti ha cercato di farsi vedere, l'azione del rigore se l'è guadagnato, direi, con molta astuzia e con mestiere, quindi sicuramente uno dei meno peggio oggi è Sipos, e mi fa piacere rimarcarlo. Andiamo a vedere quella che è la nostra piccola analisi tattica di questo match e vediamo anche nelle immagini di Matteo Bonacina dal campo la sequenza del rigore di Lepore, forse il momento più dolce di questa sconfitta. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Da un punto di vista tattico, sorprende la volontà di mister Baldini di continuare su questo 4-2-3-1 che non sta funzionando già da diverse partite, perché l'asse di centrocampo Galli-Ilari lascia molto spazio agli avversari, lo stiamo vedendo in queste partite. La squadra è messa male in campo, non occupa bene gli spazi, ha difficoltà nel trovare linee di fraseggio, di passaggio pulite, proprio per le distanze che ci sono anche con i giocatori 3 dietro Sipos. È un lusso in questo momento che il Lecco non si può permettere, anche perché i giocatori dovrebbero fare la differenza. Galeandro, Gunduz, Tordini, eccetera, non stanno rendendo, non stanno creando quello che a inizio campionato invece avevano lasciato intravedere. Bene Sipos come gioco magari di sponda per i compagni, anche se non sempre, però crediamo che in questo momento un 4-3-3, nonostante Baldini dica di non avere i giocatori per giocare così, permetterebbe forse di coprire meglio in questo momento anche di difficoltà, di distanze, in un momento in cui i giocatori che dovrebbero garantire la fantasia, la giocata, il servizio per la punta, o quantomeno per gli inserimenti dei compagni, non lo stanno facendo nel migliore dei modi.
Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. In questa nona giornata in cui il Lecco cade allo Speroni di Busto Arsizio, cade anche il Renate di Luciano Foschi. Vediamo in grafica i risultati, perché il Renate viene sconfitto nell'anticipo di venerdì dal Novara 1-0, vince ancora l'Alcione Milano, sempre più rivelazione, 1-0 sulla Triestina in gravissima crisi la squadra labardata. Vince anche la Virtus Verona 2-1 sull'Arzignano, pareggio pirotecnico in quello che noi abbiamo definito derby bergamasco, se vogliamo, tra Albinoleffe e Atalanta, 2-2 con la rimonta dell'Atalanta, e poi Padova che spugna anche Gorgonzola 1-0, sempre più in fuga. La vediamo la classifica, Benny? Padova ha già vinto il campionato? No dai, aspettiamo, però diciamo che se viaggia su questi ritmi la squadra veneta ha buone possibilità di guadagnarsi la vetta, ecco. Rimane al secondo posto attualmente, perché poi giocherà nelle partite di domenica il Vicenza, via via tutte le altre. Lecco che viene inghiottito progressivamente nei meandri di centro classifica. Là dietro davvero la situazione di Triestina e Pergolettese, anche se la Pergolettese deve giocare, è sempre più grave. L'Arzignano sul fondo della classifica, 10ª giornata. Benny, Lecco Pergolettese, a proposito della squadra cremasca, sarà il prossimo turno, si giocherà domenica alle 12:30 e noi naturalmente intanto vediamo in grafica anche tutti gli altri match della giornata. Saremo lì a raccontarvelo, ma anche prima, alla vigilia, perché tornerà warm up. Sì, certo, sarà una partita a questo punto fondamentale per il Lecco, non si scappa più, bisogna tornare a vincere, soprattutto a farlo in casa. E sì, appunto vi accompagneremo a questa nuova partita con LCN warm up alla vigilia, quindi con tutte le ultime notizie. Si prospetta sicuramente un'altra settimana intensa a questo punto, vedremo un po' chi recupererà, chi rientrerà. La buona notizia è che almeno si rivedranno in campo Ionizza e Zuberek dopo gli impegni in nazionale, che potranno dare una mano in più, anche perché appunto abbiamo 2 squalifiche con cui fare i conti. Vi la racconteremo appunto la settimana in vista poi della prossima partita, che poi vi racconteremo in diretta con LCN Stadio e analizzeremo poi sempre qui nel nostro studio con LCN Aftermatch. E allora continuate a seguirci, mi raccomando, tutta la settimana con gli sviluppi nel campo e fuori su LCN Sport. Ciao, grazie e buona domenica a tutti. Grazie mille, buona domenica e a presto.